A Montecchio Maggiore nasce il nuovo regolamento di polizia urbana, stop ai lavavetri e ai venditori di fiori per strada, vietato frequentare i luoghi pubblici col volto coperto. Voltiamo pagina, non si vedrà nessuna donna con il burqa d'ora in avanti a Montecchio Maggiore e al supermercato nessun immigrato chiederà di lasciargli il carrello, a vietarlo espressamente il nuovo regolamento di polizia urbana. Stop ai lavavetri e ai venditori di fiori per strada, stop a chi ti chiede il carrello del supermercato per tenersi la moneta inserita, vietato andare in luoghi pubblici con il volto coperto. Montecchio Maggiore ha un nuovo regolamento di polizia urbana che sostituisce quello precedente, in vigore dal 1950, previste sanzioni per i trasgressori. Ammodernare comunque, perché le esigenze di una città che si ingrandisce, che cresce come Montecchio, come tutti comunque le città, i comuni del Veneto, hanno bisogno di norme che siano aggiornate. Una nostra breve inchiesta ha raccolto fra i cittadini anche qualche perplessità. Ma prendono multe anche su queste cose? Sì. Cioè, è esagerato? Sì, è molto esagerato. Cioè non bisogna importunare la gente, se uno vuole fare carità la può fare, per dire. Lei pensa che sia una buona cosa? No, anzi. Non le piace? No. Grande curiosità ha suscitato il divieto per i cosiddetti parcheggiatori di carrelli al supermercato. Sono previste le sanzioni come da regolamento, quindi si parte da un 25 euro e a salire. Ovviamente il problema del parcheggiatore di carrelli è di per sé il fatto che importuna sia le signore sia soprattutto gli anziani, quindi una forma di protezione nei confronti dei cittadini.